Una voragine di notevoli dimensioni si è aperta a Marostica, in via San Luca, proprio al centro della carreggiata, nel tratto compreso tra l'ex ristorante albergo e la chiesa. Durante i lavori di posa della fibra, i tecnici hanno notato la presenza di un buco sospetto nel terreno. Le successive verifiche hanno evidenziato una situazione ben più grave e preoccupante. In un punto della buca abbiamo riscontrato un ulteriore cedimento e quindi la richiesta da parte dell'amministrazione ETRA, che ringrazio, ci hanno messo a disposizione un'autocisterna per provare a fare un rilascio graduale dell'acqua per vedere se c'era un'infiltrazione o una porosità del terreno particolare, in modo da poter anche capire poi come intervenire. Il rilascio dell'acqua ha fatto in modo che lo strato superficiale di sabbia e terriccio ha cominciato a scorrere ed essere assorbito in un punto particolare, e fino a che non si è aperta letteralmente una voragine che ha rilasciato un crepaccio importante, molto probabilmente di origine carsica, e che adesso vedremo di valutare come andare a sistemare. Una spaccatura che ha una profondità di almeno 3 metri, una situazione di pericolo che ha costretto il sindaco a disporre l'ordinanza di blocco totale della strada e vietato il transito a tutti i mezzi, comprese moto e biciclette, e anche ai pedoni. La riapertura sarà disposta soltanto dopo le verifiche del geologo e il completo ripristino della sede stradale.